Nasce ad Ala nell'aprile 1898 la Cassa Rurale Bassa Vallagarina, che si distingue subito per lo stretto legame col territorio e le piccole comunità e realtà economiche locali. La zona in cui opera oggi attraverso i 9 sportelli si estende prevalentemente sul confine di Trentino e Veneto, con un'importante presenza anche nel Veronese, dove conta oltre 1.300 soci su un totale di 4.600. A partire dal 1 luglio 2017 inizierà il nuovo progetto, che prevede la fusione con la Cassa Rurale di Folgaria e che permetterà di consolidare ancor più il già consistente stato patrimoniale, come anticipa il direttore Giuliano Dei Michei. Siamo su 60 milioni circa di patrimonio, arriveremo come fondi propri a fine 2017 a 80 milioni, per cui soprattutto la zona di competenza sarà molto vasta, perché andrà dall'altipiano cimbro di Folgaria alla Lessigna e fino a Caprino, e anche a Verona a questo punto, perché da quando abbiamo aperto a Rovere Veronese la zona di competenza è anche Verona città. Proprio la caratteristica dell'ambito operativo e la specificità della clientela hanno permesso alla Cassa Rurale Bassa Vallagarina di superare senza particolari traumi la crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Dal punto di vista del credito chiaramente qualche ripercussione c'è stata, però le zone in cui operiamo sono zone dove ci sono piccole e medie imprese, aziende agricole, per cui credito molto frazionato. Abbiamo lavorato in questi ultimi, ma da sempre, ma soprattutto in questi ultimi 10 anni, con molta attenzione rispetto a quelle che erano le esigenze effettive del cliente. E il dato che mi sentirei di mettere in evidenza sono gli oltre 30 milioni di crescita della raccolta del 2016, venendo da un più 25 milioni dell'anno precedente, per cui questo credo rispecchi la fiducia dei nostri clienti, e questo è stato il modo in cui abbiamo lavorato, che secondo me ci ripaga.